Salvo sorprese, la fase peggiore del maltempo è passata per il Levante Ligure, che esce dall'allerta gialla per temporali alle 22 di sabato dopo una lunga fase perturbata. Nel Tigullio la pioggia è stata incessante da venerdì a sabato nella tarda mattinata, con particolare intensità nella notte e nella mattinata di oggi. In 36 ore è caduta una media di circa 130-140 mm di acqua, ma non ci sono stati problemi particolarmente rilevanti né per i rivi né sui bacini grandi come l'Entella. Fino a stamattina la situazione rimaneva comunque di grande attenzione. Al centro operativo comunale di Chiavari in particolare era seguita l'evoluzione del torrente Rupinaro e i livelli dell'Entella. Nonostante i terreni siano molto saturi, hanno ricevuto meglio le piogge rispetto a quelle di settimana scorsa che avevano causato grossi allagamenti e l'uscita dagli argini dell'Entella. La settimana scorsa sono caduti numerosi millimetri di pioggia in un tempo relativamente breve e questo ha fatto innalzare repentinamente soprattutto il livello del Rupinaro. Ieri invece sono caduti circa 70 mm, 70-80 mm, ma equamente distribuiti su tutto l'arco della giornata, per lo più piogge moderate che quindi non hanno causato le criticità che avevano invece causato la settimana scorsa. Questa mattina la perturbazione ha scaricato soprattutto in mare fortunatamente, ma le piogge non sono state poche sulla costa, le cumulate più alte nello Spezzino. Dal COC di Chiavari ancora nota sul comportamento della popolazione che è stata per lo più attenta e responsabile. Sicuramente l'evento della settimana scorsa in qualche modo ha sensibilizzato anche tutta la cittadinanza e effettivamente lo vediamo anche con le telefonate che ci arrivano al centro operativo comunale. Ecco. Quello sì e insomma, speriamo che poi si risolva bene, ecco, la situazione.